Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Questa sera un appuntamento speciale con Massimo Recalcati e Fra Lino Breda, che ringrazio per la presenza, così come ringrazio la Libreria Studium e in particolare Marco Vidal per il generoso supporto che dà sempre a questi eventi. Ormai sono diventati una tradizione, vero Marco? Devo confessare che all'inizio, quando ho visto il libro che aveva scelto Massimo Recalcati per il nostro Ateneo, sono rimasta un po' perplessa, perché ho detto, tra tutte le pubblicazioni che ha il professore, proprio questo così particolare sull'artista Claudio Parmigiani mi aveva un po' stupito. Poi l'ho letto e leggendo il libro e ascoltando le varie conferenze che sono state fatte su questo, ho compreso che il libro è certamente un tributo all'artista, un tributo a Parmigiani, ma è anche un mezzo, se posso permettermi forse un alibi, per Recalcati per esplorare altri terreni. Perché la descrizione, per chi vorrà leggere questo libro che consiglio, la descrizione dell'opera dell'artista è una specie di filigrana che consente di traguardare alcuni fondamentali della nostra esistenza. Quando Recalcati parla dell'atteggiamento di Parmigiani nei confronti dell'opera d'arte, che è un atteggiamento di nascondimento e non di esibizione, è un ritrarsi piuttosto che un mostrarsi, altro non ci fa interrogare sulla nostra esistenza attuale, dove tutto è mostrato, dove tutto è esibito, dove se non esibisci te stesso praticamente non esisti. E ancora vi spiegherà Massimo Recalcati che l'arte di Parmigiani nasce da un trauma iniziale che è stato l'incendio della sua casa a vita, la cosiddetta Casa Rossa, e la sua opera consiste nella ripetizione sostanzialmente di questo trauma. Infatti Parmigiani distrugge, incendia, però questa ripetizione del trauma non è una ripetizione sterile, è una ripetizione creativa. E infatti c'è tutta una poetica della polvere, del resto, della cenere, che non è considerata da Parmigiani una cosa morta, ma è vita. Non è tenebra, ma è luce. E allora, e questo lo chiedo forse più a Fra Lino Breda, che cosa ce ne facciamo del canone tradizionale pulvis eris et in pulvere reverteris, se la poetica di Parmigiani ci dice che la polvere in effetti è vita e che quando gli oggetti si dissolvono rimane sempre qualcosa di loro, e così penso anche degli uomini. Insomma, Recalcati, raccontando Parmigiani, racconta la nostra vita e ci costringe a ragionare e a fare i conti con noi stessi e col mondo che ci sta attorno. Operazione complicata, operazione non semplice, ma molto utile e forse anche salvifica. Grazie. Impresa non facile, lo spazio per questa lezione, il trauma del fuoco, vita e morte in Claudio Parmigiani. La locandina che abbiamo visto invita a un dialogo tra me e Massimo. In realtà questo dialogo è iniziato oramai tanti anni fa, con una mia telefonata che lo andava a cercare e poi lo ha trovato, e non sapevo che era là, lo ha trovato in un deserto africano e lui ha avuto la bontà di rispondermi e questo dialogo non si è mai interrotto, è cresciuto attraverso tante occasioni di incontro e si è approfondito lungo gli anni e gli eventi. Alcuni mesi fa mi invitò a fare una visita insieme con lui e con la moglie Valentina a casa di Claudio Parmigiani, era il 14 gennaio.
Parmigiani personalmente l'avevo conosciuto 10 anni fa, all'indomani dell'inaugurazione della sua porta bronzea dell'Eremo di Camaldoli, un capolavoro di rara bellezza. Allora gli telefonai per ringraziarlo e poi ci conoscemmo a casa sua. Massimo, il giorno della nostra visita, sottopose al maestro le bozze della copertina di questo libro che ora abbiamo tra le mani, e poi Massimo consentirà un firmacopie alla fine di questo incontro, e ne approfitto per ringraziare Marsilio Arte per questa copertina liscia e ruvida e anche per la finezza di stile della veste interna, e anche la libreria Studium che si trova praticamente a San Marco, una felice novità a Venezia, quale libreria internazionale che sta dando a questa città un pregevole contributo culturale, e ha tanto desiderato l'incontro di questa sera. E Parmigiani, quando Massimo fece vedere la proposta di questa copertina, ebbe parole esatte e penetranti come suo stile, con una scelta di vocabolario che ho trovato così nitida e precisa solo in Cristina Campo. Fece acutissime osservazioni sull'inquadratura dell'immagine che hanno portato alla copertina attuale. E fu allora che si parlò dei luoghi dove sarebbe stato bello presentare questo libro scritto per celebrare i suoi 80 anni. E Massimo disse a Parmigiani: a Venezia si deve fare. E il maestro annuì subito e disse: io non potrò con ogni probabilità venire, ma sono molto d'accordo e contento di questa possibilità. Quindi laicamente possiamo dire che c'è una specie di sua benedizione sull'evento di questa sera. A Claudio Parmigiani va il nostro caloroso, affettuoso saluto, e nel soffio dello spirito lo sentiamo presente. Si è pensato allora alla Venezia non solo dogale e gloriosa di ori e di luce, ma alla Venezia crocevia, crogiuolo, laboratorio feriale delle arti. Pensiamo solo agli artisti del Fronte Nuovo delle Arti che si ritrovavano all'Osteria All'Angelo, guidati da Giuseppe Marchiori, e i cui capolavori, che rischiavano di essere dispersi, sono stati raccolti a Polesella, nella villa Morosini, da Luciano Zerbinatti. Quindi abbiamo pensato a questa Venezia, patria di artisti che sicuramente sarebbero felici di questo nostro ritrovarci questa sera. Guido Cadorin, Ida Barbarigo e Zora Music, Virgilio Guidi, Bruno Saetti, Emilio Vedova, Alberto Gianquinto, per nominarne solo alcuni, viandanti e pellegrini che si sono interamente donati a noi in un'offerta amorevole e quotidiana, e che abbiamo amato e visto camminare per queste calli fino a non molti anni fa. Vorrei dire solo 2 parole su Massimo Recalcati, psicanalista, scrittore, saggista, professore. Dirige la collana Eredi per Feltrinelli, scrive sui quotidiani La Repubblica e La Stampa, per la televisione ha curato per Sky Arte il ciclo di incontri L'inconscio dell'opera, e per Rai 3 lessico familiare, lessico amoroso, lessico civile. Tra gli eredi di Lacan ne ha proseguito l'insegnamento, sviluppando percorsi originali e dando corso a quella inclinazione eretica che già era stata di Lacan. Un eretico è qualcuno che compie una scelta, ma una scelta divergente. E la ricerca di Recalcati, infatti, non si è mai irrigidita su posizioni istituzionali, dominanti, ortodosse, giuste per principio. Al contrario, la sua curiosità, il suo insonne interrogarsi,
Le sue infaticabili ricerche e studi l'hanno portato a confrontarsi con i diversi orientamenti della psicanalisi e con i campi più vari del sapere. E di questo suo fermento creativo dicono i suoi numerosi libri. Segnalo brevemente solo 3 linee di ricerca tra le molte. Una prima è senz'altro quella clinica. Non enumero i suoi lavori che sono oramai in letteratura scientifica, sull'anoressia, la bulimia, le varie forme della dipendenza, la cosiddetta clinica dei nuovi sintomi. Ma voglio menzionare la nascita dei centri Jonas che hanno portato la psicanalisi nei tessuti cittadini. In questo campo Massimo Recalcati ha portato l'indagine su sponde paradossali, innovative, al limite dell'umanamente esprimibile, sintetizzato da parole come il fondamento di ogni rapporto consiste nello stare nel non rapporto. Il fondamento della condivisione consiste nel saper condividere l'incondivisibile. L'incontro cioè si costruisce non evitando, ma a partire dall'impossibile. Ha portato con forza l'arco della conoscenza a una grande tensione, sempre però sostenuta da semplicità, comprensibilità e chiarezza. Un secondo versante, tra i più appassionanti della ricerca di Massimo Recalcati, è dedicato all'arte, che offre alla psicanalisi occasioni, orizzonti per pensare il reale, il trauma, il lutto, l'atto creativo. Ricordo libri capitali come Il miracolo della forma, per un'estetica psicanalitica, oppure Il mistero delle cose, 9 ritratti di artisti. Ricordo le monografie dedicate a Claudio Parmigiani e Alberto Burri, ma tra i suoi artisti ci sono anche Morandi, Tapies, Pollock, Cunellis, Vedova, Bill Condon, Giovanni Frangi, e la sua ricerca si sta aprendo in un percorso sempre nuovo ad ulteriori personalità. Infine, un altro campo. Recalcati ama avventurarsi con coraggio in terre poco battute dalla psicanalisi, almeno italiana, ed esplora a tutto campo ambiti mai perlustrati, così proponendo accostamenti che in pochi oserebbero. Mi riferisco alla sua ricerca sul rapporto tra la psicanalisi e il testo biblico. Fra i libri editi ricordo La notte del Getsemani, Il gesto di Caino, Il grido di Giobbe, La legge della parola, radici bibliche della psicanalisi, e in uscita l'anno venturo l'opera che esplora il rapporto tra la psicanalisi e i Vangeli. 2 opere molto care a Massimo restano fuori da questo minimo excursus. Ritorno a Jean-Paul Sartre, che gli valse il premio Udine Filosofia nel 2021, e la sua bellissima pièce teatrale Amen, insignita del premio Monini. Molte cose restano non citate in questo mio attraversamento della sua scrittura, tanto ampia nell'estensione da renderne impossibile l'abbraccio, ma concludo dicendo una semplice cosa che mi colpisce molto. Quando qualcuno fa una per quanto stringata presentazione di Massimo, la sua reazione solitamente è: ascoltandola ho l'impressione che si stia parlando di un altro. Io credo che in queste parole c'è il segno, il segreto, forse, della forte vicinanza, dell'amore di Recalcati per Parmigiani e viceversa. Il cuore della consonanza di queste 2 poetiche. Più profondo di ogni visibilità c'è un nascondimento, un'assenza,
un'ombra anche nella vita di Massimo, un rintirarsi antinarcisistico, una delocazione, un resto che rimane dopo essere stato attraversato dal fuoco. Ed è anche per questo, io penso, che in un tempo come il nostro, percorso talora da aggressività, da anaffettività, da ingratitudine, Massimo è soprattutto molto amato, forse per i silenziosi percorsi di vita e di speranza che ha aperto e apre per tantissime persone comuni, feriali. Il nostro allora, cari amici, è un grande grazie, lo accogliamo con tanto affetto e ora con gioia. Lo ascoltiamo. Bene, insomma, è una specie di festa, ho capito, perché con Lino ci lega una amicizia profonda. Questa amicizia è il legame che ci unisce a Claudio Parmigiani, anche se non è qui fisicamente, e poi c'è un legame di tutti e tre con la vostra città, che ha significato molto per ciascuno di noi. Dunque si intrecciano dei cammini. Mi colpisce sempre incontrare Claudio Parmigiani, che per me non è solo un oggetto teorico, è anche un oggetto teorico, ma è un amico. Parliamo di Claudio Parmigiani qui a Venezia, in Italia, e non tutti lo conoscono. In Francia, per esempio, è considerato un maître. Le sue esposizioni a New York, a Londra, sono divenute celebri. E in Italia, appunto, nessuno è profeta in patria, l'opera di Parmigiani non è ancora stata sdoganata, diciamo, resta in una nicchia. Però parliamo di un gigante. Io vorrei riuscire a mostrarvelo questo. Parliamo di un gigante, parliamo di un genio, parliamo di un unicum. Parliamo probabilmente, insieme a Kiefer, a Kapor e a pochi altri, uno dei grandi, tra i più grandi artisti viventi. E per i suoi 80 anni mi sono dedicato a fargli questo regalo, cioè a riunire e riscrivere i miei 3 saggi su Parmigiani, elaborati nel corso degli ultimi 10 anni, che hanno dato vita a questo libro, che è il mio dono per i suoi 80 anni. Allora, partiamo subito dritti e osserviamo questa installazione che spero di avere alle spalle. Questa è un'opera concepita nel 1988 e invece la fotografia che vediamo è del 1990, dove l'opera viene a compiersi attraverso un gesto. Questa opera si intitola Terra. È una sfera d'argilla di 75 centimetri sulla quale Claudio ha impresso le sue mani, che forse potete vedere queste impronte. Il tema dell'impronta, anticipo, è un tema ricorrente della sua opera. Ma la particolarità di quest'opera consiste nel fatto, come vedete, che la sua apparizione coincide con la sua scomparsa, cioè col suo seppellimento. Siamo nel Museo di Belle Arti di Lione. Se oggi voi andate a questo museo, nel chiostro, voi troverete semplicemente un cartello che dice che qui sotto c'è l'opera di Parmigiani, ma noi non la vediamo più. Dunque è stata sepolta. Si può pensare, come diceva Lino, che tutta l'opera di Parmigiani sia una celebrazione di ciò che noi non vediamo. Certamente una celebrazione dell'invisibile, tornerò su questo punto, una celebrazione del nascondimento, una
celebrazione antiteatrale, antinarcisistica, antiesibizionistica dell'arte come, direbbe Ungaretti, luogo del segreto. E appunto l'oggetto secretato, in questo caso, è secretato anche materialmente, cioè viene sepolta, la terra viene sepolta. E si può pensare anche che tutta l'opera di Parmigiani sia una variazione ricchissima, fecondissima, di modalità differenti di seppellimento, di tecniche di seppellimento. Ora, quando Claudio ha commentato nei suoi scritti, apro una parentesi, gli scritti di Parmigiani sono scritti straordinari, sono pochissimi, veramente pochissimi, rarissimi gli esempi di pittori che sanno scrivere della propria arte. Quando i pittori parlano della propria arte sono sempre più o meno deludenti. Giustamente direbbe Freud, perché diciamo l'inconscio non è nella scrittura ma è già tutto nell'opera e dunque c'è un ritardo della parola rispetto all'opera. Freud parla di una sproporzione tra l'autore e l'opera. L'opera oltrepassa l'autore e l'autore è senza parole rispetto all'opera. Potremmo dire questo di tantissimi autori, con delle eccezioni. Van Gogh è un'eccezione, per esempio. Le lettere a Teo sono una straordinaria sequenza di immagini. Certamente Van Gogh. Me ne vengono in mente veramente pochissimi pittori che sanno parlare della propria opera. Ecco, uno di questi è Claudio Parmigiani. Stella, sangue, spirito è il titolo dell'opera maggiore di Parmigiani, che varrebbe la pena ripubblicare e rileggere. In quest'opera ci sono 2 riferimenti a terra. Come spiega Claudio questa opera? I 2 riferimenti sono, primo riferimento, cito a memoria e commento mentre cito quello che sto citando. Immaginiamo l'opera come un seme che deve essere calato nella terra affinché possa germinare. Dunque questa è la prima lettura. Si tratta di una semina. L'opera si nasconde alla luce del mondo, si ritrae dalla luce del mondo, abita il nascondimento, ma questo produce una generazione, il seme destinato a produrre un germoglio, qualcosa dunque che resta nella terra e che è destinato a produrre qualcosa di prodigioso, qualcosa di inaudito, inaspettato. Qui potrei fare riferimento, visto che Lino ha evocato la mia passione per la Bibbia nell'ultimo decennio, a un passaggio che lui conosce bene del profeta Isaia, quando parla della distruzione imminente del Tempio di Gerusalemme e dice resteranno solo dei resti, dei ceppi, e poi dice il problema è come... È lo stesso problema della psicanalisi, il problema è come trasformare questi resti, questi ceppi, dice Isaia, in semi santi. Ecco, la terra di Parmigiani è un seme santo, cioè un seme destinato a produrre qualcosa di inaudito, di inatteso. L'opera d'arte per Parmigiani ha sempre a che fare con l'inaudito e l'inatteso. Per questo assomiglia, dice in un'altra immagine molto bella, ad un incendio, oppure ad una porta chiusa di cui noi non possediamo la chiave. L'opera d'arte dunque ha a che fare con il reale, non con la realtà, non con il quadro ordinato della realtà, ma con ciò che interrompe, sfasa, dissesta il quadro ordinato della realtà. Un incendio, in modo clamoroso,
un'immagine che usa anche Freud questa, siamo in un teatro, per esempio siamo nell'Ateneo, adesso non vorrei portare iella, diciamo, si alzano le fiamme e l'ordine della realtà viene sconvolto, scombussolato dal reale. Le fiamme in questo caso sono espressione del reale, ma anche la porta chiusa è espressione del reale. Non possiamo rappresentarci ciò che è dietro la porta, non possiamo vedere ciò che è dietro la porta. Ecco, l'opera d'arte per Parmigiani ha a che fare col reale, non con la realtà, in questo senso. La fiamma, l'urto, l'incendio, qualcosa che ci scuote, un pugno nello stomaco, dice Parmigiani, l'opera d'arte deve essere un pugno nello stomaco. Heidegger dice uno Stoß, che proprio è in tedesco Stoß dà proprio l'idea onomatopeica, no? Del colpo, dell'urto, deve essere un urto. In una celebre opera del 1970 titolata Labirinto, Parmigiani costruisce un labirinto di specchi, ma prima che lo spettatore possa vedere il labirinto di specchi, e questo vi farebbe sorridere se aveste in mente l'uomo, che è molto minuto, dolce, mite, ma in quest'opera, dopo aver costruito il labirinto di specchi, questo omino, mite, dolce, prende una mazza, entra nel labirinto e spacca tutto. E voi andate a vedere il labirinto in frantumi. Come dire, l'opera d'arte che cos'è? È ciò che frantuma l'ordine geometrico della realtà. È il trauma che frantuma l'ordine geometrico della realtà, che in questo caso assume le caratteristiche della mazza con cui, in modo violento, l'artista, pensiamo a Vedova per esempio, che in modi diversi con i suoi dischi opera nella stessa direzione, pensiamo a Pollock quando decide di mettere a terra la tela, pensiamo alla fiamma ossidrica di Burri sparata sulle plastiche o agli strappi dei suoi sacchi di juta, pensiamo al taglio di Fontana, cioè l'opera d'arte è sempre, l'evento dell'opera è sempre uno Stoß, è sempre un urto, è sempre qualcosa che sconvolge un ordine. E dunque è sempre una mazza che colpisce vetro, è sempre il fuoco che colpisce appunto la plastica, se pensiamo a Burri. In questo senso spariglia il teatro e in questo senso è anche antiteatrale. Qui invece appare di più la porta chiusa, che è un'altra immagine del reale, cioè c'è qualcosa che noi non possiamo vedere, non possiamo rappresentare, appunto sottoterra, seme santo destinato a germogliare. Seconda lettura che dà Parmigiani, bellissima, che a me evoca una lettera di Van Gogh a Teo, dove Van Gogh dice al fratello: Teo, io sono un pittore, cioè sono un cane randagio, sono un cane senza casa, sono un cane destinato all'erranza. Una lettera bellissima. Non so se Parmigiani ce l'aveva in mente quando dà questa lettura e dice: immaginiamo il pittore come un cane e immaginiamo i cani quando hanno nella bocca qualcosa di prezioso. Che cosa fanno? Lo nascondono sottoterra, lo seppelliscono. E immaginiamo dunque che l'opera d'arte assomigli a questo oggetto prezioso che l'artista cane seppellisce perché non venga violentato dalla esibizione. E allora possiamo capire una dichiarazione di poetica tra le più belle e tra le più significative di Parmigiani quando dice, lo cito, è urgente mostrare che è più importante nascondere che mostrare. È urgente mostrare che è più importante nascondere che mostrare. Mentre il nostro tempo va nella direzione del mostrare, nell'esibire, nell'ostentazione della
immagine. Per Parmigiani l'immagine è sempre qualcosa che si ritrae, la sua potenza è nella ritrazione. Bene, da dove viene questa attitudine di Parmigiani? Vediamo la seconda immagine. Ok. Da dove viene questa attitudine di Parmigiani? Viene da qui. Viene, cioè, l'avete riconosciuto, viene da Giorgio Morandi. In questi giorni a Milano c'è una straordinaria esposizione di Giorgio Morandi che vi invito a visitare. Io l'ho visitata qualche giorno fa. È una delle migliori, io che sono un devoto, diciamo, posso dirlo, no? Certo. Devoto di Giorgio Morandi, è una delle mostre più belle che abbia mai visto. Ora, Claudio ha 20 anni, è uno studente dell'Accademia delle Arti, frequenta lo studio bolognese di Via Fondazza di Morandi. Apro una piccola parentesi, se non l'avete mai visitato andate via Fondazza a visitare lo studio di cui è rimasto poco, però poco ma sufficiente, ci sono i pennelli, il cappello, insomma c'è la sua stanza, il suo atelier è stato spostato, ma insomma, il punto qual è? Claudio frequentava Morandi, Morandi è il maestro di Parmigiani. E si può pensare che l'opera di Parmigiani sia la giusta erede della lezione di Morandi. Voglio citarvi un passaggio dove Claudio parla di Morandi. Passaggio, così capite anche come scrive. La sua casa mi ricordava moltissimo quella di mia zia Onorina a Suzzara. Morandi è parmigiano, di nome di fatto, vive nella campagna parmigiana vicino alle acque del Po, finestre socchiuse per tenere fuori il caldo e il mondo, solo il tic-tac del pendolo, tutto era immobile. Attenzione, nel suo studio ho compreso il significato metafisico della polvere. Spesso andavo a trovarlo in via Fondazza nei pomeriggi d'estate e nella penombra della cucina mi parlava dei caracci. Teneva appeso in camera da letto un bellissimo disegno di Seurat. Questo è... che cosa tratteniamo di questo passaggio? Beh, ci sono due grandi debiti che, per citarne solo due, sono molti di più in realtà, due grandi debiti che Parmigiani ha con Morandi. Il primo debito è il debito del silenzio. Morandi è un grande pittore del silenzio. Still life, no? Le nature morte sono anche nature silenziose. Il silenzio è un grande protagonista dell'opera di Morandi, così come un grande protagonista dell'opera di Parmigiani, così come un grande protagonista, pensate alle indicazioni programmatiche che Alberto Burri diede alla fine della sua vita e della sua opera quando costruì il grande cretto di Gibellina, che voi trovate oggi in Sicilia. Cosa chiese Burri come condizione per l'installazione del grande cretto? 75.000, 90.000 adesso metri quadri di cemento bianco che appaiono al visitatore come all'improvviso nella solitudine assoluta. Piccole indicazioni, non ci devono essere chiostri di gelato. Non ci devono essere negozi che vendono souvenir, gadget, fotografie ricordo, non ci devono essere assembramenti. Cioè si va al cretto in una postura di radicale attenzione, di radicale devozione anche.
E lo stesso accade in Morandi. Il silenzio è un grande protagonista della sua opera e insieme al silenzio, ci dice Parmigiani, il secondo elemento, la polvere. Ora, qual è la caratteristica della polvere in Morandi? Che la polvere che contorna gli oggetti che lui usa per le sue nature morte e che allestiva come in una sorta di piccolo teatro prima di mettersi a dipingere, erano oggetti impolverati. Quando le sorelle con cui Morandi viveva provavano a lucidare gli oggetti, Morandi li fermava: no, non dovete lucidare, perché la polvere, ecco l'insegnamento, la polvere in Morandi non è ciò che ottenebra la luce. La polvere è un punto di addensamento della luce. La polvere è luce. Questa è un'idea enorme, no? E in questo senso, qui bisognerebbe aprire una lunga discussione, antibiblica, cioè nel senso che la polvere non è semplicemente il nostro destino mortale. Siamo venuti dalla polvere, come dice Coelet, l'Ecclesiaste, no? E alla polvere fatalmente ritorneremo. Parmigiani dà, a partire da Morandi, una lettura molto particolare del messaggio biblico, dicendo: certo, c'è una natura finita dell'umano, ma non possiamo contrapporre la polvere alla vita, lo vedremo fra poco, le tenebre alla luce, l'ombra alla luce, perché la polvere è il luogo dove la luce emerge, dove la luce emerge. E dunque bisogna preservare la polvere. Terzo e ultimo debito, importantissimo, come vedete la pittura di Morandi si occupa di cose, oggetti. Nel caso di Morandi le cose e gli oggetti di cui si occupa sono cose e oggetti del mondo, ordinari, semplici, bottiglie, vasi, fiori, qualche paesaggio, tazze. E c'è una monotonia anche morandiana, sono sempre gli stessi oggetti. Ora, se voi pensate che Morandi muore nel 64 e l'ultima sua tela sul cavalletto è una natura morta come tutte le altre, 64. Nel 64 c'era tutto già. C'è stato il futurismo da cui Morandi proviene, l'astrattismo, l'espressionismo informale, la pop art, l'arte povera, tutti gli sperimentalismi più radicali erano in corso e Morandi fa le sue bottiglie. Insiste anacronisticamente a fare le sue bottiglie, a stare, attenzione, questa è la lezione che Parmigiani recupera, a stare sugli oggetti, sulle cose. Non prende la via facile della astrazione, resta sulle cose. Primo punto. Tutta l'opera di Parmigiani è fondata sulle cose. Parmigiani dipinge, lo metto tra virgolette perché Claudio non usa il pennello, vedremo in che senso dipinge, ma tutte le sue opere, i materiali che Parmigiani usa, hanno a che fare con le cose, strumenti musicali, farfalle, pani, campane, scale, lampade, barche, fiori, bicchieri, libri, ancore, bellissimo, è l'uso che fa Parmigiani dell'ancora, sassi, pietre, cioè Parmigiani lavora con le cose, con le presenze, come lui le chiama. Le cose per Parmigiani sono delle presenze. E tutta la sua opera ruota attorno ad una dedizione morandiana nei confronti degli oggetti. E qui si apre un grande tema, perché Parmigiani è lo uso tra virgolette, è un pittore metafisico. Come Morandi, paradossalmente, è un pittore metafisico.
Ma che cosa vuol dire essere un pittore metafisico? Cioè è un pittore che pensa, ci andiamo per gradi, che il visibile non esaurisca l'invisibile e che in ciò che io vedo, nelle cose che io vedo, c'è un rinvio, un rimando a ciò che io non posso vedere. Nelle cose che io vedo si manifesta ciò che io non posso vedere, nelle cose che io mi raffiguro si manifesta qualcosa che è nell'ordine dell'irraffigurabile. Nelle cose stesse, nelle pieghe delle cose, cioè attraverso la sagoma della bottiglia, io non vedo semplicemente la bottiglia, che sarebbe un oggetto destinato a un certo uso, ma intravedo un luogo che oltrepassa l'essere dell'ente, l'essere della bottiglia. Allora questo ci porta, perdonatemi, faccio un piccolo excursus ma è importante, ci porta a distinguere in pittura due metafisiche molto diverse tra di loro. Cioè c'è una tradizione metafisica che è un modo di pensare lo spirituale nell'arte, che proviene da Kandinsky, ci ricordiamo tutti Lo spirituale nell'arte, che è il testo che introduce l'astrazione nella pittura. Qual è la tesi di Kandinsky? Che ha un'origine hegeliana per certi versi. La tesi di Kandinsky è che la pittura, il colore soprattutto, l'astrazione del colore, deve liberarci dal peso della materia. La pittura sarebbe la via della spiritualizzazione della materia che si dissolve nel colore e che ci aiuta a liberarci dalle catene della materia. È un modo di intendere lo spirituale. Se volete, è un modo di intendere anche la religione, e cioè questo mondo, il mondo della materia, il mondo delle presenze, questo mondo, il mondo fatto di polvere, fatto di terra, il nostro mondo è un inferno. E dunque si tratta di immaginare l'esistenza di un mondo spirituale al di là del mondo materiale, di un mondo al di là di questo mondo. E la religione, da questo punto di vista, segnerebbe la fuga da questo mondo per poter abitare un altro mondo, un mondo più vero di questo mondo, fatto di ombre, fatto di illusioni, fatto di morte, fatto di sofferenza. Questa è una via per pensare lo spirituale nell'arte. È anche una via per pensare il religioso come alternativa, secondo Freud, delirante alla realtà finita della nostra esistenza. Poi c'è una seconda metafisica in pittura, non kandischiana, anti-astratta, anti-kandischiana. Questa metafisica ha origini molto particolari, viene per esempio da Chardin, non so se lo avete in mente, un grande pittore francese di nature morte, un maestro di Morandi, passa attraverso la metafisica italiana, pensate a De Chirico, a Carrà, ai pani ferraresi di De Chirico, alle piazze di De Chirico, arriva fino a Morandi e trova il suo culmine in Parmigiani. Che tipo di metafisica è questa? Non è l'abbandono del mondo, non è l'evocazione di un mondo dietro il mondo, non è la fuga dal mondo, ma è l'immersione nel mondo, è la gratitudine nei confronti del mondo, è la gratitudine nei confronti della presenza del mondo. Per questo Morandi e Parmigiani dipingono le cose, perché l'assoluto non è fuori dal mondo, non è in un altro mondo, il regno non è altrove, è qui, è tra di noi, come direbbe Luca. Il regno è tra di noi. E dunque io posso certamente, e questo se volete è il cristianesimo, se posso dire così, profondo di Parmigiani e di Morandi, cioè l'idea che non posso dipingere il volto del padre, ma io posso dipingere il volto del figlio. E il volto del padre è nel volto del figlio.
Quindi l'assoluto non è altrove, ma è una piega di questo mondo. Di questo mondo. Ecco, qui siamo veramente al cuore, possiamo vedere l'altra, dunque invio, eccola qua. Questa è un'opera del 1995. Nello studio di Claudio voi trovate tanti di questi tubetti, di tanti colori, sono tubetti di pigmenti di colori puri. C'è l'arancione, c'è il verde, c'è il rosso, c'è il giallo. Però perché quest'opera è importante? Perché approfondisce quello che stavamo dicendo, cioè mentre la metafisica tradizionale alla Kandinsky e dunque la religione pensata come mondo al di là del mondo, come fuga dal mondo, contrappone la luce alle tenebre e dice questo mondo è fatto di tenebre. E la luce è in un altro mondo, al di là di questo mondo. Mi seguite, no? Questo mondo è fatto di tenebre, la luce è al di là di questo mondo. Finché noi siamo prigionieri di questo mondo, non possiamo accedere al vero mondo, fatto di luce, che sarebbe al di là di questo mondo. È il platonismo di fondo, no? La distinzione tra l'essere sensibile delle cose, corrotto dalla materia, corrotto dal divenire, corrotto dal tempo, corrotto dalla morte, corrotto dalla sofferenza, e l'essere sovrasensibile, puro, incontrovertibile, immacolato, eterno. Ecco, questo manicheismo che ha origini platoniche, che fonda lo spiritualismo alla Kandinsky, non è di Parmigiani. Non è di Parmigiani, perché in quest'opera voi vedete bene il rapporto profondissimo tra la luce e l'ombra, tra la luce e le tenebre. C'è una formula di Parmigiani molto bella che ci aiuta a capire il suo antiplatonismo, quando dice l'ombra non è il contrario, lo cito, l'ombra non è il contrario della luce, l'ombra è il sangue della luce. La luce è fatta di ombra. Di nuovo Morandi, la luce è fatta di polvere. E qui emerge la luce nell'ombra, la luce nelle tenebre. Questo significa anche correggere una delle definizioni più note che la pittura contemporanea ha dato della metafisica, se volete, che viene da Paul Klee, quando Paul Klee dice il compito dell'arte è rendere visibile l'invisibile. Di nuovo rimaniamo nell'orbita kandinskiana, con delle differenze tra Klee e Kandinsky ovviamente, ma insomma l'idea è l'opera rende visibile l'invisibile. Come Claudio corregge con una piccola correzione, dice il compito dell'opera d'arte, spero che questa frase vi chiarisca tutto il nostro percorso, è rendere sensibile l'invisibile. Rendere sensibile l'invisibile, cioè rendere l'invisibile presente nelle sue forme sensibili. I sassi, la pietra, le ali di una farfalla, un prato, un pane, una scala, un violino, che sono tutte le cose di cui Parmigiani si occupa, no? Che usa, gli organi, una riproduzione del cuore che Parmigiani colloca al centro di un libro. Il cuore, l'organo del cuore riprodotto fedelmente come un cuore di ghisa, il cui peso apre il libro. C'è un'opera bellissima di Parmigiani, no? E si può leggere davvero solo se si legge col cuore. È il cuore che apre il libro, altrimenti noi diventiamo degli eruditi, che magari conosciamo Lacan a memoria, ma non abbiamo letto col cuore. Lacan o il testo biblico a memoria, giusto per fare un rapporto, ma non abbiamo letto col cuore, è il cuore che apre il libro.
Dunque questa è un'opera molto importante perché riflette l'antiplatonismo di Parmigiani, l'antispiritualismo di Parmigiani, il suo materialismo mistico, materialismo lirico, e cioè appunto l'idea che l'assoluto, perché la grande pittura ha a che fare con l'assoluto, lo diceva anche Rothko, no? La grande pittura ha a che fare con l'assoluto della vita e della morte. Se no non è pittura, se non è un esercizio di stile. Quando c'è la grande arte, Caravaggio, Tiziano, Rembrandt, no? La grande arte è quando in gioco è l'assoluto della vita e della morte. Questo assoluto della vita e della morte in quest'opera si condensa in questo rapporto formidabile, no? per la sua semplicità, il suo rigore. Anche qui vedete la lezione di Morandi. La semplicità, l'essenzialismo, il rigore, l'antipsicologismo, l'antiromanticismo, l'anti-astrazione, tutto qua. E questa è un'opera a cui io sono molto legato, che è quella anche della copertina. Siamo nel 1986, purtroppo appartiene a una collezione privata, quindi non si può vedere. Quest'opera ha un titolo molto particolare che ci aiuta a comprenderla, si intitola A lume spento. A lume spento. Qual è il mistero di quest'opera che evoca una opera, per chi la conosce, molto bella di De Chirico, Canto d'amore? De Chirico un'altra presenza importante per Parmigiani, proprio per i discorsi che abbiamo fatto fino a qui. Ma qual è il mistero di quest'opera? È la luce che appare sul profilo della statua. Domanda, da dove proviene? Se il lume è spento. Ecco il mistero. È il mistero su cui che Parmigiani vuole mettere in evidenza, come direbbe lui, la sfinge. L'opera d'arte genera sfingi. Questa è una sfinge. Da dove viene quella luce? Allora, nei suoi scritti, per aiutarci a leggere questo mistero, Parmigiani evoca qualcosa che io ho ripreso nel mio ultimo libro sulla nostalgia, sul lutto, evoca il fenomeno astrofisico delle stelle morte, cioè il fatto che quando noi alziamo gli occhi al cielo e vediamo la luce delle stelle, quella luce è il resto luminoso di corpi celesti morti milioni di anni fa. Quindi la stella è morta milioni di anni fa, ma il suo resto è la luce che noi percepiamo adesso. Attenzione, qui noi vediamo la luce adesso, il lume spento sta per la stella morta. E dunque è un resto, e qui comincio a avvicinarmi al cuore di quello che vi voglio dire, è un resto, la luce è un resto di un corpo morto, cioè della stella morta, cioè del lume spento. Ci siamo fin qui? Nell'ultimo lavoro io insisto nel dire che noi siamo fatti anche dei nostri innumerevoli morti, non solo dei nostri defunti, ovviamente anche quello, ma degli amici che non sono più con noi, che hanno tradito e che abbiamo prima amato, gli amori che se ne sono andati, che abbiamo perso, i maestri che abbiamo perduto e che hanno però nell'andarsene lasciato un resto. Noi siamo fatti, costituiti di questi resti. Questi resti sono come la polvere, cioè indistruttibili. Perché si può pensare che la polvere sia l'esito di una distruzione, come direbbe anche Isaia. Certo, la polvere è l'esito di una distruzione. Il cadavere si riduce in polvere, distruzione, ma la polvere non si può distruggere. Allora, da capo, la polvere sarebbe l'esito della distruzione, ma la polvere in quanto tale non si può distruggere,
c'è un resto, qualcosa resta, è il resto che salva. E questo è quello che Parmigiani disegna sul volto della statua. C'è un resto indistruttibile, direbbe Freud, un resto indistruttibile. Per capire che cos'è questo resto indistruttibile e perché diventa centrale nella poetica di Parmigiani, veniamo a questa esperienza straordinaria che ha reso Parmigiani celebre in tutto il mondo, non tanto in Italia, ma in tutto il mondo sì. Questo è un ciclo che Parmigiani chiamerà delocazioni, di cui qui vediamo una delle prime manifestazioni. Delocazione. Allora, siamo nel 1970, siamo il 14 novembre, perché è una data solenne questa, 14 novembre 1970, siamo a Modena, terra di Parmigiani. Parmigiani sta per allestire una mostra con le sue opere nel museo della città. Perlustra, come lui fa, molto rigoroso, i locali. E mentre perlustra i locali e sposta gli oggetti in alcune di queste stanze, nota, come quando ci capita di fare un trasloco, che quando spostiamo un oggetto che è rimasto lì per molto tempo in quella posizione, vediamo un'impronta di polvere. Lì ha una intuizione. Cioè rimane colpito dal fatto che noi togliamo l'oggetto, togliamo un quadro e vediamo il quadrato di luce prodotto dalla polvere. Quindi la polvere produce la luce, l'impronta di luce. Togliamo qualcosa e la sottrazione genera un'apparizione, un resto di luce. Mi seguite fin qua? Parmigiani scopre qualcosa di fondamentale e da lì in poi crea le sue famose delocazioni. Quella che vedete in quest'opera, sempre a Modena, penso nello stesso museo, quello che vedete appeso al chiodo non è niente, è polvere. C'era un panno, è stato tolto il panno e l'oggetto sottratto, tolto, lascia la sua sagoma di polvere, che vedete è una sagoma, come nota Parmigiani, luminosa. Ok? Dov'è il genio? Il genio è veramente il genio, dicevamo prima, questo è il genio. Il genio è, ma allora io devo fare qualcosa che la polvere ci mette anni a fare, perché la polvere ci vogliono anni perché un quadro lasci l'impronta, no? Lo devo fare subito, devo creare un metodo per produrre delocazioni. Cosa fa? Prende dei pneumatici, prende una camera, una stanza fatta in un modo particolare, appicca il fuoco con i pneumatici, attorno nelle pareti mette delle mensole, sulle mensole mette dei libri, lascia che il fumo nero denso dei pneumatici si espanda in tutta la stanza, il fuoco si spegne, entra l'artista, toglie i libri e abbiamo questo. Questa è una delocazione di Parmigiani fatta di libri. Quel nero che vedete, di che cosa è fatto? Di cenere. Parmigiani non usa più il colore nelle delocazioni, usa la cenere al posto del colore. Mi seguite? Questo è il genio. Ma qual è il segreto del genio? Che è il genio, diciamo, è il gesto creativo, no? Il gesto creativo, è l'invenzione. Ma per lo psicanalista, adesso parla un po' lo psicanalista sa che l'invenzione, cioè il genio della creazione, non può essere
separato dalla ripetizione. Allora, mi spiego meglio. Noi possiamo intendere la creazione artistica come in contrasto con la ripetizione. Allora, c'è l'abitudine, la ripetizione, lo stereotipo, il tran tran, ciò che si ripete necessariamente, come direbbe Lacan, ciò che torna necessariamente allo stesso posto, sempre allo stesso posto. Pensate il ritmo delle stagioni, no? Le stagioni che e poi c'è la creazione che interrompe la ripetizione. Noi possiamo pensare così, che la creazione è l'interruzione della ripetizione. Questo non è sbagliato, ma è superficiale. Gli artisti ci insegnano che la vera creazione è una torsione della ripetizione. Nel caso di Parmigiani, lo vediamo fra poco e vado verso la conclusione, la ripetizione è la ripetizione di un trauma. Questo trauma lo reperiamo nella biografia di Parmigiani e Parmigiani ne diventa consapevole lì, nel 1970, di fronte alle sagome e alle impronte provocate dalla polvere. Sappiamo che c'è un trauma, Claudio ne parla, questo trauma ha a che fare con l'incendio della amatissima Casa Rossa della sua infanzia, che a un certo punto prende fuoco e brucia, resta solo cenere. Fuoco e cenere. Seguitemi, è fuoco e cenere. Tutta l'opera di Parmigiani nelle delocazioni si costruisce sul fuoco, appicca il fuoco, ripete il trauma, ma dal fuoco si genera la potenza viva dell'opera. Non si genera solo la distruzione, ma diventa il seme santo. Vedete la lucidità con cui Claudio descrive tutto questo, che possiamo leggere qui, in questa bellissima pagina, che voglio leggervi, vado verso la conclusione, ancora 5 minuti, dice: sono nato a Luzzara, paesino della provincia di Parma, in una casa di via Lino, ci conoscevamo già, in una casa di via Lino Soragna. Molta parte della mia infanzia è trascorsa nella lontananza della campagna, in una casa rossa, amatissima, isolatissima, una casa politica, una sorta di direzione strategica del Partito Comunista, dove nell'immediato dopoguerra al lume di lampade a petrolio si organizzavano feste e interminabili riunioni notturne. Vedete il bambino che guarda, i grandi, no? Ritrovarsi, incontrarsi. Quella casa è il mio campo dei fiori, non esiste più. L'ho vista un giorno, completamente bruciata, poi rasa al suolo, così che non ne è rimasto più nulla, solo la polvere e un mucchio di pietre che resteranno per sempre il loro monumento. Conservo di tutti quei luoghi il ricordo di lente nere barche e uomini come ombre che trasportavano sabbia e nebbia. E adesso qui arriva il punto centrale. Altro nella mia opera non ho fatto nel corso di tutti questi anni che nel cercare di dare un senso e un'immagine a quel nulla, a quella distruzione. Tutto quello che in seguito è apparso e vedete nelle mie opere proviene da quella prima, decisiva, incancellabile immagine, che è poi la sola che conta, da cui nasce l'emozione e è la vera sorgente dell'arte. Come dire, da dove viene
Da dove vengono le delocazioni? Qual è il loro segreto? Certamente la trovata di Modena, la polvere, e poi come questo si innesta nella storia privata, personale del bambino, del suo trauma, dell'incendio della Casa Rossa. C'è una sola immagine, dice Claudio, una sola immagine, il rogo, il campo dei fiori, il rogo, la Casa Rossa che prende fuoco, la distruzione, la morte, e su questa distruzione, su questa morte, laddove resta un ceppo, come dice Isaia, il ceppo minuscolo della polvere, che Claudio inventa la sua straordinaria opera. Grazie. Ah, ho dimenticato, nel furore ce n'era un'altra e questa concludeva il giro morandiano, perché questa è una delocazione ovviamente dedicata a Morandi. Sì, se vuoi. Sì, se non è lungo, sì. Noi pensavamo con Massimo di concludere questo incontro non dicendo più nulla noi, ma lasciando parlare Parmigiani, che si trova davanti alla sua porta bronzea dell'eremo di Camaldoli e ne approfitta per alcune perle del suo pensiero che toccano vari punti. E mi limito a leggere semplicemente queste righe, questi pensieri di Claudio Parmigiani. Così concludiamo con lui. Un artista non è mai in grado di giudicare la propria opera. Un artista può essere solo giudicato. Del resto non è quello che vediamo ciò che dovrebbe essere illustrato, ma quello che non vediamo e che non può per sua natura esserlo. Noi non rappresentiamo quello che vediamo, non sappiamo e non vediamo le cose come sono, vediamo quello che sentiamo. Parlando della propria musica, Mozart diceva di mettere insieme le note che si cercano. Io cerco di mettere insieme quelle immagini che si pensano e si amano. Un'opera non è che un gesto, uno slancio fuggevole, anche se il suo intimo desiderio è di essere eterna. Un gesto poetico, politico, solitario, come quello dell'umile e obsoleto amanuense, una vita davanti al bianco immacolato della pagina, intingendo nel rosso sangue e nell'oro il pennello che illumina la parola divina. In questo il monaco e l'artista appartengono a una medesima condizione esistenziale e spirituale, ad una medesima vocazione, a un medesimo destino. Meditazione, vita solitaria, parola silenziosa, vocazione metafisica come luce che eleva e rischiara. Stella nella notte. Questa frase così emblematica sottolinea nel suo precetto una comunione e una fratellanza radicali. Non potrà più dirsi cristiano chi in futuro non porterà alle piante
alle pietre, agli animali, lo stesso rispetto che si ha per un essere umano. Le parole non sono nulla, le parole sono acqua. E vorrei dare particolare accento a questa parola. Non è facile pronunciare la parola silenzio. Dire silenzio è un ossimoro. Per dire silenzio occorre tacere. Quando parlo del silenzio non intendo il silenzio della mia voce, ma un silenzio attivo, creativo e reagente dentro il corpo dell'opera. Il silenzio come una materia per l'opera. Silenzio, per esempio, è oggi una parola quasi eretica, sovversiva, ed è sovversiva perché è uno spazio meditativo, una presenza oggi necessaria e, anche se può sembrare un paradosso, un modo di assumere una posizione. Il silenzio è un modo di rendere imprendibile il pensiero, è un segno di fermezza, poiché il silenzio non significa solo silenzio, ma significa anche non concedere nulla, e ancora significa ascolto del mondo. Un'opera è come una porta invisibile, attraversando la quale usciamo da un mondo ed entriamo in un altro mondo dove si cominciano ad intravedere la bellezza e la sofferenza. Per un artista, come per il monaco, l'arte è l'unica silenziosa forma di esistenza e resistenza. C'è un'eredità spirituale che non deve essere dissipata e una conseguente responsabilità che dobbiamo assumerci, non smarrire il senso profondo del nostro passato storico, artistico e morale, perché dentro questa dignità è scritto tutto e solo quello di cui abbiamo veramente bisogno. Come non mai oggi occorre proteggere, salvare tutto ciò che resta, tutto ciò che resiste nel mondo spirituale. Nell'infanzia del tempo l'arte fu preghiera, poco è rimasto di questa infinita bellezza. Fin qui le parole di Claudio Parmigiani, e io credo che questo incontro con Massimo Recalcati vorrebbe aiutare a tessere nuovamente i fili di questa bellezza. Grazie a Claudio Parmigiani e a Massimo Recalcati.